God Save the Wine, 2 Minutes to Midnight, no, in realtà è un po' prima di 2 minuti a mezzanotte, che ci sono gli Iron Maiden in sottofondo e mi sembra con questa chitarra così cristallina, limpida, secondo me si può parlare di Alto Adige. Che vino ci metteresti? Fa quelli di Rittero? Ritmo, sicuramente piacevolezza. Io con questa chitarra ci aggiungerei un Lenz piacevolissimo che ha questo ritmo, questa solarità. Lenz significa poi primavera, quindi esprime tutta questa dinamicità che facciamo poi sentire anche nel bicchiere. Invece ecco, quindi una bella chitarrina. Invece io qua mi sono messo uno dei vini vostri più famosi, no? Gewürztraminer. Che strumento è Gewürztraminer? Allora, sul Gewürztraminer ci troverei una bella voce melodica che accompagna una chitarra anche in modo dinamico, piacevole. Può andare bene gli Iron Maiden, no? Qua sotto. L'ambiente ci sta perfettamente. Bene, infatti un vino affalato, se pensiamo anche alla cucina diciamo un po' americana con tutte queste spezie, profumi, voglio dire il Gewürztraminer un vino aromatico con spezie, con piatti che troviamo qui è piacevolissimo, si abbina bene, va per contrasto o lo accompagna. Finiamo di presentare la line up di questo super gruppo Alto Atesino. Chi c'è la batteria, chi mettiamo? Sulla batteria io ci accompagnerei un Pinot Nero, piacevolissimo. Ecco, un bel ritmo piacevole di accompagnamento come questo Pinot Nero poco tannico, elegante. In effetti questo si abbina benissimo, molto delicato, proprio classico Alto Atesino, no? Non disturba ma marchia, insomma, ma c'è. Bella personalità sua. Invece manca l'ultimo strumento, no? C'è un Merlot lì, che cosa li facciamo imbracciare al Merlot? Allora, sul Merlot io ci abbinerei, e qui abbiamo questa morbidezza del Merlot. Non mi ricordo. Mancava il basso? Esatto, un basso veramente morbido, piacevole, elegante anche qui. Un complesso hard rock perfetto per le serate. Questa scelta proprio pensando a questo ambiente piacevole. Perfetto, l'hard rock dell'Alto Adige con Ritterhoff, God Save the Wine. Grazie ancora, buon divertimento e buona serata.